l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Nei giorni scorsi il presidente dei restauratori di Confartigianato, Alberto Finozzi, accompagnato dal vicepresidente provinciale dell'associazione, Gianluca Cavion, e dalla consigliera regionale Alessandra Moretti, ha incontrato Giuseppe Battaglia, segretario del ministro dei Beni Culturali Franceschini, e Francesco Scoppola, direttore generale Educazione e Ricerca, per discutere degli aspetti burocratici che rallentano i lavori della Commissione di valutazione delle domande per l'ottenimento della qualifica di restauratore. Soprattutto è stato evidenziato che numerosi enti locali erroneamente considerano restauratori qualificati solo i diplomati presso gli istituti centrali e scuole di alta formazione del Ministero per i beni e le attività culturali e non coloro che, forti della loro esperienza professionale diretta, sono attualmente sottoposti al vaglio della Commissione. I tecnici ministeriali hanno confermato che, come disposto in via transitoria dalla legge in materia, la qualifica è riconosciuta anche a chi abbia maturato adeguata competenza professionale nel restauro dei beni sottoposti a tutela e che, pertanto, finché non sarà concluso l'operato della Commissione, gli enti locali non possono escludere dalle gare d'appalto chi dimostri di aver partecipato al bando ministeriale.